Beh, un buonasera a tutti Juventino, spero. e grazie per l'invito. Giacomo diceva è partita qualche anno fa, sì. A livello nazionale Confartigianato Turismo è partita nel 99 e poi si è bloccata per non infastidire altre associazioni di categoria. E questa premessa è importante perché i tempi stanno cambiando velocemente e noi dobbiamo essere in grado anche di capirli i tempi. Ovviamente ringrazio l'assessore Finozzi per essere qui con noi e un caro saluto a Gigi Curto. Siamo stati presidenti provinciali insieme, lui di Belluno, io di Vicenza. Oggi lui è Camera di Commercio, io sono regionale, ma la storia continua. Dico che i tempi sono cambiati perché non è più un problema di categoria oggi, è un problema di aziende, è un problema di domanda, un problema di offerta, un problema di opportunità e chi la sa cogliere questa opportunità, bene, chi non la sa cogliere ha perso l'opportunità e ha perso un argomento. E dal momento che Confartigianato non solo vuole rappresentare le imprese, ma vuole tentare di dare delle risposte alle imprese che lavorano molto anche con il turismo. Non è solo la pasticceria, non è solo il bar e il ristorante, ma sono tutti quei prodotti che vengono prodotti dalle nostre imprese, messe in vendita in tutto il mondo. A maggior ragione vanno valorizzati per quei turisti che dall'estero vengono da noi. È ben più bella cosa acquistare un prodotto da noi che non acquistarlo all'estero con scritto su Made in, che poi in molti casi quel Made in non è Made in Italy, Made in Vicenza, Made in Belluno, ma è Made in Taiwan, Made in Cina, trasformati poi dall'utilizzatore finale o dal compattatore finale in prodotto italiano. Anche questa è una preoccupazione che abbiamo, spingiamo molto. Avete visto che sull'home page c'era un marchietto 100% made in, è il nostro prodotto, è quello che produciamo noi qui nel territorio, il 100% made in. A maggior ragione va valorizzato. Allora, dicevo che era partito a livello nazionale, poi si è stoppato per non creare intoppi. Nella realtà nel territorio ci siamo resi conti, e io mi sono reso conto dei primi anni 2000, che moltissimi operatori del settore chiedevano, vista l'attività che Confartigianato faceva sulla valorizzazione del patrimonio artistico, il perché non facciamo qualcosa assieme. Vi do un piccolo dato. A Vicenza abbiamo oltre 500 ristoratori associati. Ci sarà un motivo. Abbiamo albergatori associati. Ci sarà un motivo. È la risposta che dai. E allora ecco la valorizzazione del ristoratore con la visita delle Ville Venete, iniziativa che in poco tempo ha fatto sì che 6.000 persone vadano a visitare le Ville Venete. Ovviamente noi le abbiamo fatte nel Vicentino, ma poi sta arrivando un po' dappertutto, l'iniziativa del Bellunese è la stessa. Mettiamo assieme alcuni aspetti culturali importanti e mettiamo assieme anche la capacità dei nostri produttori, perché anche la trasformazione del cibo è una produzione, nel favorire e sviluppare quello che è una logica di turismo, anche di un turismo serale se necessario, ma poi è la presenza per fare ritornare a visitare le ville e creare l'interesse, quell'interesse che è sufficiente poi per dire ho visto qualcosa che mi piace, se questa è la villa facciamo il percorso delle ville. E l'abbiamo fatto e i risultati sono arrivati. Questa idea che poi si è sviluppata e qualcuno l'ha raccolta ha portato alla costruzione del portale, del bello e del buono.
Il bello e il buono non è solo prodotto artigianato, è anche tutto il bello che abbiamo nel Veneto. E non occorre che noi spendiamo parole su questo perché lo conosciamo bene. Da Venezia alle Dolomiti, al Palladio, a Verona, a Giotto a Padova, credo che in ogni provincia e in ogni territorio abbiamo qualcosa da spendere. Cerchiamo di spenderlo nel miglior modo possibile, raccogliendo la domanda che c'è e proponendo un'offerta intelligente e interessante, a prescindere dall'appartenenza a una categoria economica o meno. Noi siamo aperti a tutti. Chi ci vuole stare, avete visto che sul portale c'è l'arte, la cultura, l'industria, l'artigianato, il commercio. Bisogna partire. Noi siamo partiti. Vedremo e raccoglieremo i frutti nel tempo. L'esperienza avuta a livello personale è stata un'esperienza più che positiva. Si tratta adesso di associare a questa iniziativa anche altri interessi, perché non ci siamo solo noi, se hanno piacere di farlo. Se non hanno piacere di farlo, nessuno li obbliga. Noi tendiamo la mano, e la mano è, dal momento che le nostre imprese, ma anche le imprese delle altre associazioni di categoria, devono lavorare guardando un futuro magari un po' più roseo, con qualche prospettiva, mettiamoci assieme e vediamo come sviluppare meglio questa iniziativa. Ho cercato di dare un'informazione completa sul perché ci siamo, sul perché siamo partiti. Altre ipotesi possono esistere, le manifestazioni fieristiche, altro argomento importantissimo, che ci devono unire e non dividere. Ovviamente potrebbe esserci una regia importante, la Regione Veneto, visto che è la prima regione in Italia per turismo. Abbiamo l'assessore, lo stiamo provocando per vedere anche come riuscire a fare un percorso insieme. Grazie.